molto importante. Credo che abbiamo fatto abbastanza bene nell'avvio della gara, poi ci siamo spenti nei 10 minuti centrali del primo tempo e del secondo tempo. Dobbiamo lavorare su questo, sappiamo che il nostro limite è mentale, di concentrazione e anche sotto porta, perché negli ultimi 25 metri dobbiamo fare qualcosina di più, perché abbiamo creato 12-13 palle gol forse, ma non 13 palle gol con tiri da fuori, ma tu per tu col portiere non possiamo concedere tutti questi errori sotto porta, perché rischiamo di vanificare una vittoria, insomma, che abbiamo conquistato sul campo anche discretamente. Però sono convinto che questa squadra può fare meglio, è solo all'avvio e dobbiamo lavorare. La Turdettese soprattutto ha investito molto nel mercato, ha preso tanti giocatori da fuori, ha vinto alloggio, ha comprato qualche giocatore, sappiamo, e quindi la Turdettese è solo a tutti, poi Savio, Tordivinto e Romulia, e poi ci proviamo anche noi, non è che ci nascondiamo, vogliamo provarci fino alla fine, siamo l'osso amare, non possiamo tirarci indietro. È un giocatore importante, lo sappiamo, l'abbiamo preso per questo motivo e l'ha dimostrato oggi, anche se sono convinto che può fare nettamente meglio. Stati bravi compagni a metterlo in condizione di fare bene, è stato bravo lui a fare una buona partita, però dovrebbe essere un po' più lucido in alcune situazioni come del resto di tutta la squadra.